non sapevano che farsene di foglie dure e di metallo. Allora l'albero sentì che non aveva più amici e con quelle foglie dure viste i suoi rami non aveva più vita. Si mise a piangere. Chi mi aiuta a levarmi queste foglie conficcate nei rami? Chi mi aiuta a diventare vivo? La sentì la maga dal giornale che raccoglie le lacrime delle rivendoli. Venne sotto l'albero, guardò in su e capì tutto. Si volse la sciarpa rosa che aveva al collo, la fece volare in foglie intorno all'albero e sparì. Buttale. Ed ecco, le foglie d'oro s'ammorbidivano, diventarono tendere e belle. Con gioia l'albero si disintegrò e gridò: Per i frutti è tardi, lo so, però ora fogliamo per i nidi, l'ombra fresca per i giochi dei bambini. Chi viene? Non aveva ancora finito di parlare, che già una flotta di bambini ruzzolava sul prato sotto di lui e uno stormo di uccellini si posava sul suo ramo più alto e cominciava a gorgheggiare la canzone più bella di tutta la stagione.